Conegliano parlano per la prima volta le migliori amiche di Margherita Ceschin. Aveva paura del marito, hanno detto. L'immagine del loro ultimo messaggio alla 72enne mai visualizzato. Il fratello Paolo: giustizia per mia sorella. È giallo sulla morte di un 30enne trevigiano trovato senza vita in mare questa mattina al largo del porticciolo di Grignano a Trieste. Il corpo è stato recuperato dalla squadra nautica dei Vigili del Fuoco, indaga la polizia. Un mese fa in via Roma a Treviso rapinarono un 25enne e due giovanissimi individuati e denunciati dai carabinieri. Uno ha soltanto 16 anni, si cercano ancora i due complici. Nella sede della Camera di Commercio a Treviso le celebrazioni per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, una giornata dedicata anche e soprattutto ai giovani presenti numerosi alla cerimonia. Ciclisti travolti da pirati della strada a poche ore di distanza l'uno dall'altro, il primo a Maser, l'altro a Riese Pio X, polizia locale sulle tracce dei responsabili di identificazione a ore. Incostituzionale il terzo mandato. All'indomani dello stop della consulta il presidente della regione Zaia prende atto dell'impossibilità di ricandidarsi alla guida del Veneto. La Lega insorge ma guarda il voto. Zaia capolista in 3 province, dice il vice segretario Barbisan per la presidenza. Il trevigiano Conte si mette a disposizione sabato e domenica il PD nelle piazze con i gazebo. Dazi USA, Trump decide 90 giorni di sospensione in attesa di trattative con i partner commerciali. Un segnale positivo dicono le imprese, ma resta la necessità di mercati alternativi. Il villaggio delle associazioni. Domenica a Silea si incontreranno i tanti volti della cittadinanza attiva tra volontariato e associazionismo. Edizione trevigiana del telegiornale di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la cronaca con il delitto di Conegliano, perché parlano per la prima volta le amiche di Margherita Ceschin. Aveva paura del marito, hanno detto in aula e ribadito ai nostri microfoni, ritornando all'angoscia provata la sera del 24 giugno 2023 quando la donna venne ritrovata senza vita nel suo appartamento. Vi mostriamo anche l'ultimo messaggio delle amiche a Margherita, un messaggio mai visualizzato. Quest'ultimo è il messaggio che non ha mai ricevuto. E poi ho chiamato anche, no, vede che non è stato, perché il cellulare l'avevano già ucciso, ormai è già morta. Noi siamo così di corsa, cioè ci è venuto spontaneo entrambe. Margherita, è successo qualcosa? Noi siamo in pizzeria. Questo è il messaggio che Margherita Ceschin non ha mai visualizzato. Sono le 20:12 del 24 giugno 2023 a Conegliano. La 72enne è morta già da diverse ore, ma le amiche che l'aspettano per una pizza in un locale del centro ancora non lo sanno. La loro attesa diventa presto angoscia. La Margherita non arrivava. Dovevamo mangiare la pizza, ho detto mangiamo in fretta, dopo andiamo a prendere un taxi, andiamo giù. Con il taxi Luigina e Paola raggiungono il condominio dove abita Margherita in via 28 aprile. L'auto della donna è parcheggiata al solito posto, le serrande in parte abbassate. Con l'aiuto di un vicino di casa che si procura una scala ed entra nell'appartamento, scoprono che l'amica è esanime sul divano. Poi le indagini e lo shock nello scoprire che non era una morte qualunque, ma un assassinio con tanto di sicari, complice o mandante. Il marito Enzo Lorenzon, tutti ora imputati per omicidio. È stata uccisa, macellata in un modo orrendo dal marito. Mi scusi, ma io lo devo dire, l'ho sentito subito il giorno dopo. Un sentore, quello di Luigina, emerso non a caso perché Margherita aveva paura di quell'uomo. In aula in corte d'assise a Treviso, proprio le amiche hanno riportato uno spaccato di vita e di violenza. Paola racconta lo stato d'animo della 72enne. Aveva un timore fisico, anche se non lo dava a vedere, però in varie circostanze ha palesato questa cosa. C'è un episodio che mi ha raccontato lei, che era stata spinta violentemente contro il frigorifero a casa sua, che ha anche aggiunto non è la prima volta, però molto prudente, probabilmente per il fatto che avevano 2 figlie e quindi lei cercava di proteggere la famiglia. Appena arrivata a Conegliano dopo la separazione, Margherita era taciturna, depressa, poi il percorso di rinascita dal silenzio al sorriso. Era diventata una donna, la vera lei, cioè una Margherita che aveva voglia di vivere, di rifarsi un'esistenza.
Bellissima serata in vostra compagnia, ci siamo divertite come 3 adolescenti, scriveva ancora Margherita. Quella chat Luigina non la vuole cancellare, come incancellabile rimarrà il ricordo dell'amica. Il primo anno era un po' triste perché non sapeva come fare, andare a fare pulizie per potersi guadagnare qualcosa, perché faceva di nascosto per prendersi i vestiti da suo marito, non poteva neanche entrare in casa lei. Dopodiché aveva cominciato a vivere, veniva in macchina, cioè al giovanile si vestiva sempre, la chiamavo confettin, a volte si vestiva di rosa, aveva ricominciato a vivere finalmente un po'. E chiede giustizia per la sorella Paolo Ceschin, che per la prima volta parla ai nostri microfoni. Ho sospettato di mio cognato sin dall'inizio, racconta. Marito padrone, perché lui con i soldi ha la convinzione che con i soldi si possa fare tutto, ottenere tutto, e però più che altro, oltre a questo, anche un marito e un padre assente. Per lui l'importante era l'esteriorità, anche nei rapporti con la moglie, al di fuori dovevano essere eccellenti, poi dentro faceva quello che voleva, insomma. Non concede sconti al cognato Paolo Ceschin, fratello di Margherita, che in corte d'assise ha definito burrascoso il rapporto tra la sorella ed Enzo Lorenzon, il marito accusato di essere il mandante dell'omicidio. Lei quasi fin dall'inizio ha sospettato di Lorenzon? Sì, subito, immediatamente, perché ho la ferma convinzione che mia sorella non potesse avere nessun nemico. Lorenzon, ha raccontato Ceschin in aula, si era lamentato anche con lui nelle rare occasioni di incontro per l'assegno di mantenimento che doveva corrispondere a Margherita, circa 10.000 euro al mese. Insomma, il rapporto si era ulteriormente deteriorato per motivi economici dopo anni di piccoli grandi soprusi. Ma in aula, oltre alla dimensione umana e privata, sono emersi nuovi dettagli, in particolare sulla figura di Joel Lorenzo, estradato a inizio anno dalla Repubblica Dominicana e sospettato di aver partecipato al delitto come palo. Una teste ha riferito che in patria l'uomo faceva il poliziotto. Ha specificato che faceva parte di reparti speciali che si occupavano, per come l'ha spiegato la Teste, in forma incappucciata della cattura di soggetti pericolosi, quindi un soggetto sicuramente ben diverso da quello che si è presentato davanti a noi alla scorsa udienza. Che faccia parte delle forze dell'ordine, questo è più importante, perché ovviamente hanno delle specializzazioni tali per cui a domande mie durante la sua deposizione, dove appariva un soggetto assolutamente sprovveduto che non sapeva perché si trovasse in quel luogo, è tutto da rivedere. Per Paolo Ceschin però il quadro è già abbastanza chiaro perché la giustizia faccia il suo corso. E sono qui per chiedere giustizia, ci sono talmente tante tali prove che non c'è più nessun dubbio, e spero che chi ha fatto questo venga condannato. Si è svolta oggi l'autopsia sul corpo di Vladimir Topiana, vittima dell'omicidio avvenuto domenica sera a Fontana Fredda, in provincia di Pordenone. Un'esecuzione fredda, quella che ha portato alla morte di Vladimir Topiana, trovato senza vita domenica sera all'esterno del bar Sporting a Fontana Fredda. È quanto emerso dall'autopsia effettuata oggi pomeriggio dal medico legale Antonello Cirnelli, che ha svelato dettagli drammatici su un omicidio avvenuto con estrema violenza. 2 colpi, il primo esploso sull'addome, ha perforato l'intestino, un colpo che, se fosse stato l'unico, avrebbe potuto consentire alla vittima di sopravvivere. Ma il secondo, sparato a distanza ravvicinata, non ha lasciato scampo. Il killer, Roger Shot, ha sparato centrando la tempia sinistra di Vladimir. Il proiettile ha devastato la testa, esplodendo in 1000 frammenti che sono stati recuperati e inviati alla scientifica di Pordenone. Il corpo di Topiana, oltre ai segni di morte immediata, mostrava anche numerose ecchimosi e scoriazioni sul collo, sul viso e sugli arti, segno di una violenta colluttazione avvenuta prima della sparatoria. Il tragico episodio si è consumato nella serata di domenica 6 aprile. Dopo l'omicidio, Roger Shot e suo padre Prem sono fuggiti a bordo di un
un'auto diretti verso Orsago in provincia di Treviso. Roger Sciota è indagato per concorso in omicidio volontario. Al momento il GIP di Treviso ha valutato le esigenze cautelari in attesa di un'eventuale nuova ordinanza da parte del GIP di Pordenone, che si è espresso sul rischio di fuga e sulla possibilità che il reato venga ripetuto. Nel frattempo la situazione si complica anche per il padre Prem Sciota. Il suo avvocato nella giornata di ieri aveva richiesto per lui gli arresti domiciliari e la possibilità di tornare al lavoro, evidenziando la sua piena collaborazione con le forze dell'ordine nella ricostruzione dei fatti. Tuttavia su questo fronte ci sono delle novità anche nei confronti dell'avvocato Aldo Masserut. So che è stata applicata anche per lui la custodia cautelare in carcere. Perché lui ha formalizzato la mia nomina questa mattina, quindi non l'ho ancora visto, però so che nel frattempo è stata messa l'ordinanza, nei suoi confronti è stata allo stato esclusa la premeditazione e sono state ravvisate le esigenze del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Al momento, allora, dall'ordinanza che io ho letto e che mi è stata notificata, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Quindi la richiesta che i miei colleghi avevano presentato ieri di arresti domiciliari con l'autorizzazione all'esercizio di attività lavorativa, per il momento il GIP l'ha rigettata, non l'ha ovviamente considerata avendo applicato la custodia cautelare in carcere. È giallo sulla morte di un trentenne trevigiano trovato senza vita in mare questa mattina al largo del porticciolo di Grignano a Trieste. Restano ancora aperte tutte le ipotesi di indagine sul cadavere dell'uomo, un trevigiano di 30 anni circa, trovato stamani nelle acque a largo del porticciolo di Grignano. A dare l'allarme un diportista che ha notato il corpo affiorare a pelo d'acqua di prima mattina. Immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con la squadra nautica dei vigili del fuoco del distaccamento del Porto Vecchio, che ha inviato una motovedetta per il recupero. Sul posto anche Capitaneria di Porto con un'imbarcazione e Polizia di Stato. Il cadavere è stato poi trasferito alla stazione dei pompieri sul Molo Terzo. Qui è iniziata l'attività di indagine della polizia scientifica e del medico legale. Sul trentenne di Treviso non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma solo l'autopsia potrebbe fugare ogni dubbio. La polizia locale ha rintracciato l'auto dell'uomo in viale Miramare lungo la riviera triestina all'altezza del bivio. Tra le ipotesi un gesto volontario o un incidente dovuto a un malore, ma, precisa la questura, al momento non si può escludere alcuna pista di indagine. Circa un mese fa rapinarono un 25enne in via Roma a Treviso. Due giovanissimi, uno di loro ha solamente 16 anni, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. Per un mese i militari dell'Arma hanno passato a setaccio ore e ore di registrazioni, videosorveglianza pubblica e privata, dando alla fine un nome e un volto a due dei 4 componenti la Baby Gang che il 5 marzo scorso aveva rapinato nel quadrante caldo di via Roma un 25enne, derubandolo di un cellulare e della bicicletta. Si tratta di un 16enne di origini tunisine, di cui ora si occuperà la Procura dei minori, e di un 20enne residente nella Marca, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Non solo calci e pugni, quella sera nei confronti della vittima venne usato anche dello spray urticante. Un primo importante passo per i carabinieri, ora è caccia anche i due complici che potrebbero avere i giorni contati. Su via Roma intanto proseguono i cantieri di riqualificazione e resta anche alta la vigilanza, polizia, carabinieri, locale ma anche esercito, e acceso resta pure il dibattito ormai intergenerazionale su baby gang e devianza giovanile. Chi fa casino, usiamo questo termine, è noto. Sì, è noto, sì. Quindi si cerca di evitare ovviamente di stare con certe compagnie o in certi posti, in certi orari. Ti senti tranquilla come giovane ragazza a uscire la sera nelle ore? Da sola no, sicuramente. Non potrei mai uscire da sola la notte, di sera col buio. Questo no. Chi è qui che manca? Mancano i genitori, chi è che manca? Penso io l'educazione, secondo me. Baby gang e devianza giovanile, spesso i protagonisti sono ragazzi di seconda generazione. C'è un vuoto enorme, vanno coinvolti anche gli imam, dice Abdallah Kezraji, rappresentante della comunità marocchina. Noi a Treviso non siamo a livello di Milano, non siamo a livello di Torino, però bisogna prevenire soprattutto, perché la prevenzione
secondo me la parte prevenire attraverso anche i centri islamici, anche lì un ruolo degli imam, un ruolo di genitore, un ruolo anche di fare capire che il padre deve anche andare a salutare il suo figlio e chiederlo cosa ha fatto a scuola o cosa non ha fatto. Su baby gang e devianza giovanile ognuno deve fare la sua parte. Questa è la convinzione di Abdallah Khesraji, rappresentante storico della comunità marocchina a Treviso, che non nega come la spirale di violenza spesso riguardi le seconde generazioni e le famiglie di immigrati. Il ruolo dell'imam è anche un ruolo molto politico qua, cioè nei sermoni che devono parlare con quale piede dobbiamo entrare in moschea, loro devono anche evidenziare che c'è un fenomeno importante che ci sta dando anche a noi un fastidio, perché ci crea anche un allontanamento con gli autoctoni e quindi bisogna affrontarlo. Questione di integrazione, di ordine pubblico, ma anche psicologico-sociale, la crisi valoriale riguarda tutti. Che i ragazzi hanno un grande voto, quindi il voto deve essere riempito anche con un confronto anche religioso che può servire molto equilibrato. Festa della Polizia a Treviso dedicata anche e soprattutto ai giovani. Piazza Borsa accoglie gli uomini e le donne della Polizia di Stato in occasione del 173° anniversario della sua fondazione. Nella sede della Camera di Commercio, oltre alle autorità civili e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, presenti molti giovani delle scuole della Marca. Anche a loro è dedicata la giornata. Più volte il questore Alessandra Simone nel corso del suo intervento rivolge lo sguardo al piano superiore che ospita gli studenti. Il messaggio veicolato da qui vuole arrivare proprio a loro in un periodo che ha visto spesso giovanissimi protagonisti di quella che il questore chiama la mala movida. Impossibile non ricordare l'omicidio di via Castelmenardo costato la vita a Francesco Favaretto. Da quella vicenda i servizi sul territorio sono stati modulati diversamente. Da gennaio 2024 a gennaio 2025 le operazioni sono raddoppiate, quantuplicati i soggetti controllati con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile. Si caratterizza principalmente per una scarsa strutturazione interna, aggregati da contingenze occasionali, nei quali si evidenzia maggiormente il disagio sociale piuttosto che una chiara volontà criminogena. Nella quasi totalità dei casi, pertanto, non possiamo parlare di reati commessi da organizzazioni strutturate di minori, bensì di reati frutto della logica del branco. Prevenzione resta la parola d'ordine anche grazie ai provvedimenti di cui può disporre la Questura. Da marzo 2024 sono stati emessi i primi 7 ammonimenti nei confronti di minori, aumentati da 34 a 39 gli avvisi orali, da 30 a 43 i DASPO urbani, da 79 a 81 gli ammonimenti per violenza domestica, perché prevenire resta l'obiettivo anche nel contrastare l'orrore dei femminicidi. Quando la prevenzione funziona non se ne accorge nessuno, il risultato passa inosservato alla cronaca, ma gratifica profondamente noi operatori di polizia. Treviso, continua il questore, si pone nelle statistiche come una delle province più sicure d'Italia, pur risentendo dell'aumento di alcuni reati come quelli predatori. Se nel capoluogo gli autori di queste fattispecie di reato sono sempre più minori, in provincia si registra un lieve aumento di reati attribuibili a stranieri. In chiusura di intervento il questore di Treviso si rivolge ai cittadini e ancora una volta ai giovani per una collaborazione reciproca nel garantire la sicurezza sul territorio. Siete i giovani che dopo aver ripreso con il cellulare le fasi salienti di un'aggressione si presenta nei nostri uffici per metterle a disposizione degli investigatori. Ragazzi, voi che siete il futuro della nostra società, seguite solo gli esempi di integrità e coerenza di chi vi ha preceduto. E sono sempre i ragazzi ad intonare l'inno d'Italia in chiusura di cerimonia. E sono 3 giovani ad essere stati premiati proprio durante la cerimonia per la festa della polizia.
I tanti volti della gioventù di oggi al centro della festa della polizia. Accanto ai ragazzi da aiutare e supportare contro il disagio giovanile ci sono i volti di Roberto, Paolo e Francesco, premiati per essersi distinti in campo civile, sportivo e artistico. Il primo a ricevere il riconoscimento dalle mani del sindaco Mario Conte è Roberto Trevisan, che lo scorso 23 dicembre, mentre si trovava in un ristorante con la fidanzata, aveva salvato un'anziana colta da malore praticandole il massaggio cardiaco. In quel momento non ho avuto paura, mi sono buttato subito, mi sentivo abbastanza sicuro di me stesso e per fortuna è andata bene. Roberto non è mai riuscito ad incontrare quella signora che dopo 24 giorni di ricovero si è spenta. A lui sono arrivati i ringraziamenti dei familiari dell'anziana. Mi hanno ringraziato per avergli dato il tempo di salutarla in quest'ultimo periodo. Sul palco poi è il turno di due campioni, Adriano Panatta che ha premiato l'atleta trevigiano Paolo Tonon, medaglia di bronzo nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Mi rivolgo proprio ai ragazzi che sono qui presenti. Voi avete tutti quanti i vostri idoli sportivi, avete i vostri idoli del calcio, avete i vostri idoli di altri sport, però io vi dico una cosa, io ho ascoltato tantissime storie di questi ragazzi e i veri eroi dello sport sono loro. Ognuno di noi a cui ha avuto un po' un percorso tra virgolette difficile nella propria vita, comunque è riuscito un po' a riscattarsi grazie allo sport. Quindi io consiglio sempre ai giovani di praticare sport perché oltre a fare bene fisicamente ma fa molto bene anche mentalmente. È stato invece Red Canziana a consegnare il riconoscimento a Francesco Carrer, cantante trevigiano, finalista di un celebre talent show. E credo che la musica sia uno dei sistemi per stare lontani dalle cose sbagliate. Dove c'è la musica c'è armonia, c'è melodia, c'è un'anima che batte, c'è un cuore pronto a ricevere emozioni. Nel corso della cerimonia il questore Alessandra Simone e il prefetto Angelo Sidoti hanno consegnato alcuni attestati di riconoscimento ad agenti della polizia che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio. Ciclisti travolti da pirati della strada a poche ore di distanza l'uno dall'altro, a Maser, poi a Riese Pio X, uno di loro ha già le ore contate. Sarebbe stato già identificato l'automobilista che a Maser ha urtato un ciclista e poi si è allontanato senza prestare soccorso. Le indagini affidate alla polizia locale che ha visionato le immagini delle telecamere di sicurezza. La targa della vettura, tra l'altro, era stata già vista in maniera parziale da alcuni passanti. Insomma, alle ore contate l'automobilista che rischia l'omissione di soccorso. Il ciclista è rimasto a terra, ha riportato la frattura di un femore. Lo stesso sindaco di Maser, Claudia Benedos, aveva lanciato un appello a chiunque avesse avuto informazioni sull'incidente avvenuto lungo la strada provinciale di via Bassanese in direzione Asolo, all'altezza delle scuole elementari. Poco dopo, a Riese Pio X, altro sinistro, una macchina ha urtato un ciclista, poi ha premuto sull'acceleratore ed è scappato. A terra è rimasto un anziano investito mentre stava attraversando la strada in via Montegrappa. Ora è caccia al pirata della strada. L'uomo è stato aiutato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Un fatto gravissimo da condannare, commenta il sindaco di Riese Pio X, Ombretta Basso. Continuiamo a insistere sul fatto che bisogna rispettare il codice della strada e le norme che tutelano tutti i cittadini, sia in macchina che in bicicletta che a piedi. Riese Pio X è uno dei comuni che, nonostante la questione ancora aperta sulla regolarità degli autovelox, ha deciso di lasciarli in funzione. È un deterrente per chi corre veloce. Il nostro autovelox, secondo quanto detto appunto dal prefetto, ha tutte le caratteristiche per rimanere attivo e a maggior ragione per la tutela dei cittadini. Vediamo spesso questi fatti e quindi di persone che muoiono purtroppo anche sulla strada a causa dell'alta velocità. Io tutelo la salute e la sicurezza dei miei cittadini. Politica incostituzionale, il terzo mandato all'indomani dello stop della consulta. Da Bassano del Grappa il presidente della regione Zaia prende atto dell'impossibilità di ricandidarsi alla guida del Veneto.
questa è una grande ipocrisia, abbiamo 20 regioni in Italia, 21 presidenti da eleggere, visto considerato che 2 sono in Trentino Alto Adige. Abbiamo capito dalla sentenza della Corte che 5 di queste regioni non hanno nessun problema, quindi 6 presidenti non hanno il blocco di mandati, tutti gli altri sì. Quindi solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori hanno questo blocco di mandati, peraltro sono le uniche cariche elette direttamente dal popolo. Nel voler ribadire che la legge è uguale per tutti, la Consulta di fatto ha rimarcato le differenze, quelle tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Liberi tutti nelle prime, fermi tutti nelle seconde. All'indomani del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato per il presidente della Campania De Luca Zaia, su cui ricade la medesima scure, sottolinea con la matita rossa una a una le contraddizioni. E sono felice per Maurizio Fugatti che nel giorno della sentenza contro la Campania è riuscito a farsi approvare una legge che prevede lo sblocco dei mandati a Trento. Questa è la dimostrazione dell'ipocrisia di questo paese. Zaia prende atto dell'impossibilità di proseguire in un ruolo in cui lo hanno designato alle ultime regionali il 77% degli elettori, ma respinge i presupposti su cui si basa il dispositivo. Passa un principio per il quale, è per me inaccettabile che l'Avvocatura dello Stato vada a rinnovare in dibattito in Corte Costituzionale il principio secondo il quale il blocco dei mandati sarebbe l'unica modalità per eliminare centri di potere. Ecco, dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dall'altro dare degli idioti ai cittadini che non è che votano i presidenti o i sindaci uscenti semplicemente perché sono uscenti, perché li mandano a casa se non gli piacciono. Altra tesi che il presidente rigetta, quella di aver complottato con il collega De Luca per il terzo mandato. Io non ho mai avuto rapporti e gestioni parallele su questa vicenda. Vincenzo De Luca, l'unica volta che l'ho visto e l'ho sentito, l'ho visto a Vinitaly in tutta questa vicenda, per cui non c'è nessuna attività all'oscuro tra governatori. Si va dal voto, dunque legittimo per la Lega chiedere di poter esprimere il candidato governatore. Quanto al suo di futuro, Zaia continua a non sbilanciarsi. Io penso a governare, dopodiché quello che farò nel mio futuro, nel momento opportuno lo dirò e dirò anche cosa penso di tutto il resto. E dopo la decisione della Consulta la Lega insorge, ma guarda il voto. Zaia capolista in 3 province, dice il vice segretario Barbisan, ma per la presidenza il trevigiano Conte si mette a disposizione. La decisione della Consulta penalizza il governatore più votato e amato d'Italia e gli elettori che lo hanno sostenuto. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, promotore della raccolta di oltre 150.000 firme per cancellare il vincolo del terzo mandato, commenta così la decisione della Corte Costituzionale che, bocciando la legge Campana, ha di fatto messo lo stop anche alla rielezione in Veneto di Luca Zaia. Stefani, candidato naturale della Lega alle regionali, ma dal tema si tiene per il momento alla larga. Chi invece si mette a disposizione è il sindaco di Treviso Mario Conte. Siamo tutti a disposizione sempre per il partito, ovviamente le scelte oggi sono tutte concentrate sui programmi e sulla continuità amministrativa, poi chi sarà l'interprete di questo programma verrà deciso in altre sedi, in altri momenti. Conte auspica che in corsa alle regionali ci sia una lista Zaia. A Focus il vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisana ha prefigurato uno specifico scenario. Parliamo della possibilità che il presidente Zaia sia il capolista delle nostre liste, almeno in 3 circoscrizioni provinciali, e quindi diciamo che possa essere il traino per almeno in 3 collegi su 7, magari i più grandi del Veneto. Si dovrà cambiare il bomber, è il commento del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ma squadra che vince non si cambia, intendendo che il centrodestra al voto deve arrivarci unito. Sul terzo mandato De Carlo ostenta disinteresse. Credo che piuttosto che la querelle del terzo mandato ai veneti, come a me del resto, interessi molto di più la buona notizia che arriva dagli Stati Uniti con la sospensione di 90 giorni dei dazi applicati da Trump. La Consulta non ha fatto che ristabilire e ribadire un principio che in Italia è ben noto, che non è contro o a favore di qualcuno, ma fa parte delle regole democratiche che si è dato a questo Paese.
Questione che non è chiusa invece per la Lega. A Trento il Consiglio provinciale ha approvato il DDL che consente al presidente Fugatti il terzo mandato. I veneti sono felici che i trentini possano scegliere liberamente il loro futuro, commenta il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. La scelta della consulta invece penalizza i cittadini. Veneto stretto tra due regioni a statuto speciale, autonomia quanto mai urgente, conclude Villanova. La riprova è che sull'argomento il governatore del Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rimanda tutto al Consiglio regionale. La consulta ha voluto sottolineare in modo esplicito che per le regioni a statuto speciale non vale questo limite e possono legiferare autonomamente. Quindi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia spetterà al Consiglio regionale decidere autonomamente se fare o non fare il terzo mandato. Per il Partito Democratico la consulta ha messo fine al teatrino sulla possibilità per Zaia di candidarsi nuovamente. Ora basta giochetti, basta menine, si fissi anche al più presto la data dell'elezione e si voti. Ora chiediamo al centrodestra e al presidente uscente con responsabilità di lasciare il Veneto libero da questi giochini istituzionali, di convocare alla scadenza naturale le elezioni regionali e di consentire al Veneto di girare finalmente pagina. Quindi ci viene da chiedere veramente al presidente Zaia come potesse sperare di ottenere un altro mandato, dato che non c'è mai in questo Consiglio regionale. Quindi giustizia si è fatta, si è affermato un principio che deve essere e rimanere sacrosanto per tutti, sia per Zaia sia per qualunque altro avvenire. È stato un incontro partecipato, quello organizzato ieri sera da tutta la coalizione del centro-sinistra al DAMP, locale a 2 passi da Casugana. Un segnale sia la scelta del luogo che l'intento, conoscersi e raccontarsi. Uno ad uno hanno sfidato tutte le anime dell'opposizione, Partito Democratico, 5 Stelle, Volto, Italia Viva, VS e liste civiche. Assente, si sapeva, Azione, che preferisce non farsi vedere né con il centrodestra né con il centro-sinistra. Un primo di tanti step verso le prossime regionali e le amministrative 2028, a cui si aggiunge anche il via domenica alle primarie delle idee, con gazebo in tutte le città per raccogliere proposte e segnalazioni dei cittadini per elaborare il prossimo programma elettorale. E noi ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta per parlare del referendum dell'8 e 9 giugno. Treviso chiama al voto i cittadini e presenta il comitato provinciale 5 sì a Casugana, illustrati i 5 quesiti posti al voto. È una boccata d'ossigeno per le trattative, anche la von der Leyen ha detto che sospende l'applicazione dei dazi, quindi c'è questa reciprocità nella sospensione. Adesso vediamo cosa farà la politica per portare a casa un risultato che vada bene sia uno che all'altro. Le imprese stanno alla finestra, davanti a loro 90 giorni durante i quali si auspica una trattativa sui dazi dopo lo stop di 3 mesi deciso dal presidente americano Trump. Anche l'Unione Europea congela al momento le contromisure che erano state adottate nei confronti degli Stati Uniti. Il fatto che adesso Trump denunci questo stop provvisorio secondo me è dovuto a 2 questioni. Una, le borse che sono crollate e che francamente quelli stavano bruciando miliardi, sì, ma miliardi di risparmiatori anche americani. In più il rischio inflazione, perché tu mettendo i dazi aumenti il prodotto finale, il rischio è anche questo, e quindi un impoverimento da questo punto di vista della stessa società. Quindi secondo me adesso si è in una fase di trattativa con l'Unione Europea. Io auspico che si arrivi un domani a quel libero scambio, almeno del patto atlantico. Si aprono dunque settimane di trattative tra Stati Uniti e Unione Europea, un clima di incertezza che sicuramente non fa bene alle aziende che, secondo il presidente Pozza, hanno un'unica strada da seguire. Non possiamo più pensare al tradizionale cliente sicuro, che sia in Europa o che sia negli Stati Uniti, ma bisogna creare una rete alternativa e bisogna che il sistema produttivo italiano, che è fatto poi di piccole e di medie imprese, affronti preparato nuovi mercati e tenga ovviamente questi mercati, però se non guarda a nuovi mercati, nuovi sbocchi, assolutamente si rischia molto. Noi come il Made in Italy abbiamo delle praterie davanti. È richiesto dappertutto perché tutti vorrebbero il prodotto italiano. Insomma, questo avete capito era il servizio sulle reazioni allo stop di 90 giorni ai dazi deciso ieri dal presidente americano Trump, le reazioni del mondo imprenditoriale non solo. Adesso invece il servizio sui referendum dell'8 e 9 giugno. Non abbiamo difficoltà a credere che se la gente va a votare possa votare sì a questi referendum, ma il problema è riuscire a convincere tutti ad andare a votare.
Al via la campagna referendaria per i voti dell'8-9 giugno. Cittadinanza e lavoro sono i temi su cui si basano i 5 quesiti. Presenti alla saletta consigliare di Cassugana i componenti del Comitato Provinciale di Treviso 5 Sì, partiti politici, forze civiche del territorio, organizzazioni sindacali. Obiettivo: il raggiungimento del quorum, dunque portare quanti più cittadini possibili a votare. Siamo impegnati a portare gli stessi elettori a votare il referendum sulla cittadinanza, che accorcia di 5 anni il tempo di attesa per i cittadini già italiani che da sempre lavorano o studiano nel nostro paese a diventarlo effettivamente. C'è anche la possibilità per le cittadine e i cittadini fuori sede di poter votare, questa è una novità importante. Referendum, ma non solo. Per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, anche il duo comico I Papu con lo spettacolo Ho sempre fatto così, previsto nel pomeriggio di sabato 12 aprile al Prato della Fiera. Il villaggio delle associazioni, domenica a Silea si incontreranno i tanti volti della cittadinanza attiva. Domenica abbiamo una grossissima opportunità che ci è stata regalata da Mirella Tuzzato e da Veneti Schiacciati dalla Crisi, e abbiamo un bel po' di associazioni, abbiamo più di 80 associazioni qui a Silea che creeranno un bel po' di lavoro di rete, che è importantissimo per noi, per cui uno scambio sia di saperi ma anche di esperienze. 80 realtà impegnate nell'ambito sociale, della cultura e dello sport, associazioni d'arma, club automobilistici storici e gruppi folcloristici di tutta la provincia. Al parco della centrale idroelettrica di Silea l'associazionismo incontra i cittadini e istituzioni per un'intera giornata. Creare sensibilizzazione, perché il problema è nostro, è dei cittadini che vivono la città, che vivono i paesi, e dobbiamo partire dal basso. Il nostro obiettivo è quello di fermare la strage stradale e quindi ci siamo rivolti anche a tanto volontariato, perché il volontariato è molto più sensibile a questo tema, e per cui cercheremo di coinvolgere su questo tema, diciamo, tutte le associazioni presenti. Prevista anche una piccola sorpresa per coinvolgere il pubblico. Per portare in scena situazioni critiche che interessano in particolare questa o quella associazione, con l'intento di coinvolgere gli spettatori, i cittadini alla loro soluzione. Non perché ci sia una soluzione già predefinita, ma una soluzione che viene individuata, elaborata dagli spettatori, che quindi da spettatori diventano spettatori. Abbiamo assolutamente bisogno di recuperare il filo di questa rete che unisce cittadini, propensioni personali, tempo appunto utile per il volontariato da investire, ma anche per le proprie passioni, e quindi abbiamo pensato a questa grande festa che si terrà proprio in un luogo unico. E adesso le notizie da Belluno e provincia. Ancora un incidente nei boschi. La centrale del 118 è stata attivata per un 45enne di Borgo Valbelluna colpito da una pianta che stava tagliando in località Pellegai. L'uomo era stato travolto da una ceppaia ed era ruzzolato fino a sottostante ruscello. Equipe medica e tecnico di elisoccorso di Treviso hanno raggiunto l'infortunato, che era assistito dai familiari. L'uomo è stato imbarellato e con l'aiuto di una squadra del soccorso alpino di Belluno è stato poi portato dall'elicottero all'ospedale di Belluno. Festa della polizia tra Piazza Duomo e Prefettura, sono stati resi noti i numeri di un anno di attività. Festa della polizia numero 173. Il 113 continua ad essere un punto di riferimento con 13.145 chiamate, a cui sono seguiti 1.765 interventi, mentre le pattuglie hanno identificato 20.643 persone e controllato 6.761 veicoli. Dato di rilievo è poi quello dei servizi di sicurezza in montagna, con 779 sciatori identificati, 73 sanzioni elevate e 1.989 interventi di soccorso portati a termine. La polizia in provincia ha garantito 640 pattuglie stradali, rilevando 168 incidenti, di cui 3 purtroppo mortali, 2.834 infrazioni al codice della strada, tra le quali 45 per guida in stato di ebbrezza e 4 per guida sotto assunzione di stupefacenti, con 120 patenti ritirate. La Polizia Ferroviaria ha effettuato 705 servizi di vigilanza,
31 di pattugliamento e 19 scorte a treni. L'attività della sezione di polizia postale, infine, è stata indirizzata principalmente ai fenomeni online, con 334 controlli e 48 indagini riguardanti truffe sul web, con 3 persone arrestate e 19 denunciate. E poi le storie a lieto fine, con le non poche persone salvate dagli agenti quando erano sul punto di suicidarsi. Io posso testimoniare, ritorno qua dopo 22 anni, che i poliziotti a Belluno si impegnano quotidianamente per il bene di questa città. Sono delle belle storie quelle che hai raccontato di vite salvate. Sì, noi sapete, le volanti hanno come acronimo l'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico. Anche sul soccorso pubblico noi interveniamo moltissimo, soprattutto in questa provincia. Abbiamo una buona squadra, un'ottima squadra di sciatori che offrono i servizi sulle piste, ma gli interventi che avete visto sono stati svolti anche dalla polizia stradale e anche dalla polizia ferroviaria. Centraline idroelettriche, si complica la questione relativa al rinnovo delle concessioni. Ci è giunta la notizia che il governo avrebbe impugnato la legge regionale che è stata recentemente approvata dal Consiglio regionale del Veneto per prorogare le centraline in scadenza in quanto non esiste ancora la modalità per poter fare le gare per le nuove concessioni. È una modalità che dovrebbe essere definita dallo Stato, su cui non possono intervenire le regioni, e quindi in attesa che lo Stato definisse la procedura, la modalità di assegnazione delle nuove concessioni, il Consiglio regionale ha approvato una legge per prorogare le concessioni in essere. Il tema è sentito e tirato in ballo più sempre che spesso. Si parla della redditività derivante dallo sfruttamento dell'acqua, di centraline che producono energia elettrica e che appartengono a volte ai privati e più spesso, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, ai comuni. La situazione si complica e non è facile vedere la luce alla fine del tunnel. Oggi apprendiamo che c'è questa impugnativa, vedremo cosa dirà la Corte Costituzionale, però rimane il fatto che le concessioni nel momento in cui sono scadute, se non esiste una procedura per poterle riassegnare e non è possibile neanche prorogare, mi domando come possa essere coperto questo vulnus legislativo o normativo che mette in seria difficoltà tutti i proprietari delle centraline, a iniziare dai comuni che sono proprietari di queste centraline, che chiudono i bilanci grazie alle entrate che derivano dalle centrali stesse. E adesso l'avvicinarsi ai referendum dell'8 e 9 giugno con l'invito al voto da parte della CGIL. Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani saranno invitati a partecipare ai referendum popolari abrogativi su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I quesiti referendari riguardano la cittadinanza italiana per stranieri extracomunitari, il contratto di lavoro a tutele crescenti e la disciplina dei licenziamenti illegittimi, i licenziamenti e le relative indennità nelle piccole imprese, la responsabilità solidale negli appalti. Faremo un'iniziativa sabato in tutte le piazze d'Italia, qui a Belluno lo faremo nelle 5 zone, quindi da Pieve a Puos, in Alpago, a Feltre, a Belluno, ad Agordo. Faremo informazione sulla campagna referendaria, sui referendum, sui 5 referendum. Si vota l'8 e il 9 di giugno. Invitiamo tutti a venirci a trovare ai banchetti per informazioni e anche perché ci sarà una sorpresa. CGIL è impegnata in prima linea insieme alle associazioni che aderiscono all'iniziativa, quali Ali Autonomie Locali, ANPI, ARCI, Auser, Centro Arrupe, Comunità Sant'Egidio, Federconsumatori, Lega Ambiente, Libera, Sunia, WWF, WISP, UDU e varie associazioni giovanili. Il dubbio, vede il passato, riguarda la disponibilità degli italiani ad andare a votare. Questa volta può essere diverso se le persone comprenderanno che il proprio voto fa la differenza. Probabilmente questa cosa è una cosa a cui non si pensa più. Noi abbiamo 5 referendum abrogativi, chiediamo di abrogare delle norme che hanno peggiorato il mondo del lavoro, hanno peggiorato la questione della cittadinanza. Il voto del lavoratore può fare la differenza.
Restyling urbanistico Longarone, presentati 3 interventi. Il primo riguarda il palazzo delle ex poste, che sarà completamente riqualificato grazie ad un intervento da 2,1 milioni di euro, per il quale serviranno 415 giorni. Più complessi i lavori in piazza 9 ottobre, che però richiederanno solamente 213 giorni, a cominciare da dopo Pasqua, con una spesa di 2,5 milioni. Più corposo, ma con disagi limitatissimi, sarà invece il cantiere alla stazione ferroviaria, già partito secondo il cronoprogramma di RFI Italia, il cui primo stralcio si concluderà entro gennaio 2026, mentre altri 5,8 milioni verranno poi spesi per fabbricato viaggiatori e piazzale esterno. Con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.